Poi ci siamo. Ndombele al Napoli. Siamo mostri. Io con te, tu con me. Benvenuti bentornati sul canale Sperata, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete visto dal titolo, dalla miniatura e capito dall'intro, reagiamo alle migliori giocate di Tanguy Ndombele, centrocampista classe 96 del Tottenham, che all'epoca lo pagò quasi 70 milioni di euro. Oggi Conte sta facendo allenare a parte, sta facendo via collar, potrebbe sbarcare in Serie A e addirittura al Napoli. Il sì del giocatore il Napoli ce l'ha praticamente da diversi giorni, se non settimane. Si sta soltanto cercando la formula con la quale prendere Ndombele dal Tottenham al Napoli e quindi l'accordo fondamentalmente con la società inglese. Si vorrebbe fare un colpo molto simile a quello di Anghissà, prestito secco si sta ragionando. Sono molto fiducioso, voglio essere molto fiducioso perché questo è veramente un bel calciatore. Prima di cominciare però vi chiedo di lasciare come sempre tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciate tanti bei commenti, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, che ne so, mi piace, non mi piace, con bom, un bluff, ciamo capire. Allora io ovviamente non è che partito da Tottenham, partito di Ndombele, conosco il calciatore, so che è molto fisico, molto roccioso, molto duttile, molto veloce e tra l'altro ha anche un bel tiro. È bravo negli inserimenti, quindi dal punto di vista offensivo potrebbe darci veramente tanto valore, potrebbe essere il colpo giusto per il centrocampo del Napoli, perché praticamente si è capito ormai, Fabian Ruiz se ne va e quindi il Napoli sta capendo con chi sostituirlo. Diciamo che gli altri nomi sono quelli di Szoboszlai, Nandez e Barak del Verona, però pare che Ndombele abbia scavalcato questi nomi. Mosa da capire se col Tottenham appunto si riesce a trovare questo accordo. Adesso ci vediamo le migliori clip di Ndombele e se mi vedete con i capelli un po' più lunghi è tutto normale perché ho registrato l'intro a roba che agita do barbiere. Ma trovatemelo uno che su YouTube fa su fatta così, con le qualità pure fare questo. Vai, vediamoci le migliori giocate in ato vogliono malamente, perché già dalla faccia ho vedo proprio cattivo, ho vedo forte, chi sto vedo bello forzuto, lascia miseria che stai dicendo, ho vedo bello forzuto, ho vedo proprio mocevo a mastin. Questo dalle movenze mi ricorda molto un mostro, mamma mia, ma che ruleta ha fatto. No, stavo dicendo dalle movenze, soprattutto dalla posizione, non lo so, mi ricorda, no, Anghissà, non lo so, forse per le lunghe leve, no, quello che pensate voi. Mamma mia, che bandi di malati, state tarrapati. Dalle gambe che c'ha lunghe, dalla posizione, però lo vedo molto più rapido. Io vi dico la verità, cioè Ndombele sì, Usac, non è che sto scendendo in nuvola, però non mi vede che parti dello Tottenham, ma che me ne foto. Ma che gol ha fatto? Cioè questo è pure goleador, mi state dicendo. Questo ha 25 anni, veramente un colpaccio per il Napoli e tanta roba, perché è fisico, visto che ogni tanto il vizietto del gol ce l'ha, molto roccioso a centrocampo, anche abbastanza rapido ho visto, cioè non è un lento voglio dire, e poi ha una bella imbucata, ho visto che ha fornito in queste clip già diversi assist, poi mamma mia, Carmen lei ferma solo con fallo, però mi fa male, non farmelo male, Ndombele! Mamma Carmen, Ndombele, non so chi mi ricorda, devo trovare un suono simile, però cioè, per capire. Poi erano un bello sinistro qua. Ah, bella finta. E col destro, e col destro, sinistro. Questo veramente potrebbe fare veramente molto bene. Veramente un bel colpetto questo qua. Mamma mia, ma era una botta furia esagerata. Ripeto, ho detto Anghissà solo per quanto riguarda forse la posizione. Io ho fatto cadere coscia long. È venuto coscia long, Ndombele. Però questo è molto più veloce, molto più rapido. Vedo che tira abbastanza
dal limite dell'area, è un dire esagerato. Qua, bel colpo di tacco. Qua. Poi non ci capito perché, cioè, se è proprio una sua propensione a mettersi in mezzo a 3-4 in loro, però ovviamente se fa sempre, mo facite. Cioè, in mezzo a 3-4 si mette sempre là e poi, che ne so, o se ne esce con una giocata di tacco. Vedi qua, come vede bene l'attaccante, ancora il gol di Kvaratskhelia. Ecco qui, ancora Dombele, l'imbucata, dentro, ancora lui. Allora arriva il gol del Napoli, Dombele, bellissima giocata a far fuori l'avversario. Con Dombele, gioco di gambe, se ne va via. Allora vede dall'altra parte Lozano, ecco qui Dombele la mette bene in mezzo. Per Lozano arriva il gol e il Napoli in vantaggio in quel di Bergamo, che ne sa. Eccolo qui, ancora lui. Dombele in mezzo a due, allora arriva il tunnel. Comunque ci stanno pieno tutto quanto che i tunnel, con i tunnel facili, nel senso che ci piace proprio, quelli là che fanno i tunnel, i giochetti, ha visto che fa pure doppio pass, la ruleta, ci piace proprio, il circo stiamo facendo. Eccolo qui ancora lui in mezzo a due, fallo arbitro, me la fischia, me lo devi fischiare arbitro. Facciamo sindromi. Eccolo qui allora ancora per Kvaratskhelia, eccolo qui. Mamma mia, come chi sei un animale? O era per un animale? Però si è buttato in terra. Chi si può. Ma mette a voi nella gabbia. Un Dombele. Allora, ancora qui in ripiego. Mamma mia. Allora, mo vi dirò una cosa. Lo sto osservando molto bene. Qua addirittura è rovesciata, butta via la palla. Allora non ci azzecca niente con le doti tecniche, ma per il fatto di essere così tanto un mastino a centrocampo e ruba così tanti palloni, perché almeno da queste clip sta rubando un sacco di palloni, mi ricorda Allan. Fateci caso, cioè nel senso riesce a mettere bene il corpo avanti all'avversario, recupera un sacco di palloni in quella zona di campo. Poi ripeto, per quanto riguarda che cazzo ne so, le imbucate, la corsa, comunque sto fatto, mamma mia, addirittura Rabona, addirittura cross di Rabona, mamma mia. A chi si deve fermare veramente? Chi sei un treno? Chi si veramente deve fermare, che ne sa, con una spurtollata, con una sparatoria, non lo so, con un fucile, non lo so, vedete voi. Che mazzata, mamma mia, tunnel, cioè finta di passare dall'altra parte il tunnel 3 da sotto, umiliato, vai via, umiliato. Comunque ripeto, cioè a livello di doti tecniche c'entra penso veramente poco con Allan, ma vedo quella stessa posizione in mezzo al campo e quando va a recuperare i palloni ci mette quella grinta, quella verve, quella cazzimma che ci metteva Allan, e le 80 solo con un fallo, me l'ha ricordato, poi non lo so, magari solo c'era una struzata, però me l'ha ricordato, posso dire. Qui ancora Dombele, mamma ro Carmen, ma mi sta gasando particolarmente. Mi piacesse il centrocampo, che ne so, un Dombele anche sa lo bot, che sicurissimo può centrocampo a 3. Ma non so, magari può giocare pure un po' più avanti, facetemi sapere, vi ripeto, non è che mi vedi che partite Dombele, sacci chi è, però non è che mi vedi che partite lo Tottenham di Dombele, o però mi comincia a vedere. Al Napoli? Ecco. Ui, te una cazzim, te che la cazzim che ci serve. C'è quella cazzimma sul pallone che mi casa. E l'esultante fa male, praticamente può fermare. Poi serve molto l'attaccante, guarda qua, vedi? Me l'ha chiamato, serve molto l'attaccante. C'ha una bella, guarda la profondità. Poi serve in profondità l'attaccante. E ma piace assai. Ma piace assai questo. Questo veramente mi piace tanto. Questo è un colpo. Poi
le fa male, le rispurtollate in dei cosci. Non lo so, ha fatto questa finta, vi giuro ragazzi, mi che una stronzata forse, ha fatto questa finta, quella finta di corpo, come a disorientare l'avversario, tipo quando, che ne saccia, ti danno la palla, no, sul destro, tu te la puoi portare sul sinistro subito, e quindi fai quella finta, mi ha ricordato Pogba, quella finta che fa Pogba, magari la fanno pure altri e mi è venuto a mente solo Pogba, mi ha ricordato lui. Che la finta così, boh, non lo so, ci si può al polpo Pogba, cioè quella finta che fa Pogba quando si prepara poi magari che ne so al tiro oppure alla sventagliata sull'altro lato. E bel recupero palla qui. Allora, qui ancora lui che interrompe, mamma mia, poi fa ripartire. Bello, bello, cioè questo allora sa interrompere il gioco degli avversari, ti sa rubare la palla, può fermare le 80 e li fa male. Tiene il vizietto del gol, destro-sinistro da fuori area, veramente molto molto forte. Sa servire l'avversario in profondità. Recupera palloni, già l'ho detto. Bel cross qui. Perché con una finta magari riesce ad andare via 2 o 3 avversari. Tutta palla che là da parte e t'ha creata profondità. E t'ha creata numero. Oh cazzo! Che t'ha creato? Che sto creando io? La superiorità, giù. Ui, fa sti fin di corpo e già mi sta facendo. Allora, già quando le fa anghissà, quando le fanno anghissà il robot che già mi fanno allattare malamente. Se abbiamo un altro giocoliere là in mezzo dal punto di vista ecco delle finte e quindi dei giochetti che fanno così. Mamma mia, te lo è venuto come una guarramata. Qui ancora lui la finta però si fa rubare il pallone, quindi chi spaccino mi sa fa sta clip non le mettere, ma dice Pino pallone non le mettere. Dombe, mamma mia, magari l'ha carezzato pallone, mamma mia, madre mia, c'ha un destro veramente un usiluro, ma che te ne da chi li pire fulmini e saette. Dombele. Quando sento Maria Dolores. Sento Maria Dolores. Bello, bello, bello. Veramente forte secondo me questo giocatore. Poi immaginate anche Osimhen Ndombele. Cioè se metti uno in filanata fanno l'autostrada del sole. Anche questo video è finito. Spero vi sia piaciuto. Io mi sono divertito. Ho scoperto meglio le abilità di Higuain Ndombele. Vi chiedo di lasciare come sempre tanti bei mi piace di supporto. Iscrivetevi al canale. Allarghiamo magari la famiglia anche di YouTube. Lasciatemi tanti commenti. Fatemi sapere se vi piace e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao a you e sempre Forza Napoli.